E torniamo a parlare di Musile, in particolare dell'Associazione Imprenditori per Musile, un gruppo che si occupa da tempo di promuovere e organizzare eventi e manifestazioni per la valorizzazione delle risorse locali e lo sviluppo economico del comune. Vediamo. Questa sera abbiamo ospiti in studio l'Associazione Imprenditori per Musile. Nelle persone, a partire dalla mia destra, il vicepresidente Rosada Mario, il primo presidente dell'associazione nel 2004, signor Sileo Vendraminetto, alla mia sinistra l'attuale presidente Zanet Eros e la consigliera la dottoressa Pilla Carla. Questa sera parliamo di questa associazione Imprenditori per Musile. Diamo subito la parola al Presidente e chiediamo innanzitutto a questa associazione di cosa si occupa e come mai questi imprenditori si sono riuniti. Sì, è nata spontaneamente perché c'era un po' la volontà degli imprenditori di Musile, che è una realtà abbastanza grossa, di conoscerci, di trovarci, di essere protagonisti nel nostro territorio, cioè conoscere la trasformazione del territorio e se possibile contribuire per migliorare ed eliminare certe problematiche che senz'altro in ogni territorio persistono. Perché eravamo delle realtà molto distaccate, mentre ora c'è un dialogo continuo, si cerca di capire le problematiche che ci accomunano e si cerca di risolverle magari invitando ogni tanto dei professionisti per sviluppare delle tematiche particolari che poi, e cercare di trovare delle soluzioni che poi ognuno porta nella propria azienda. Quanti imprenditori conta questa associazione? Siamo quasi una trentina, poi c'è un consiglio, un CDA, naturalmente più ristretto, che è operativo, che si trova circa ogni 15 giorni, poi si riunisce l'assemblea se ci sono delle tematiche particolari oppure se ci sono da sviluppare alcuni concetti, o se ci sono delle proposte oppure per ascoltare alcune richieste che vengono fatte. Anche la dottoressa Pilla Carla è nel consiglio dal 2004, da quando è nata l'associazione. Credo che lo scopo dell'associazione non sia solo affrontare problematiche, ma anche, diciamo, un interscambio di idee, di informazioni. Mi piace ricordare che uno degli scopi è stato nel corso del tempo, sono state le azioni che siamo riusciti a fare sul territorio, quindi l'attenzione alla scuola. Abbiamo donato un sistema multimediale per la scuola alcuni anni fa in maniera da permettere agli allievi di fruire di alcune tecnologie che non erano a disposizione. Abbiamo fatto delle borse di studio che hanno consentito ad alcuni giovani di, diciamo, poter accedere più agevolmente alle attrezzature necessarie per la scuola, alle famiglie, un supporto alle famiglie, è qualcosa che vuole essere proprio una interazione costante col territorio. Com'è essere associati? È una cosa positiva? Beh, è una cosa positiva senz'altro perché, come dice benissimo il Presidente, è una cosa che ci tiene uniti e ci fa conoscere anche tra aziende e questo è importantissimo anche oggi, specialmente su un momento così difficile, insomma. Vi ha reso vicini, vi ha fatto conoscere? Cerchiamo un po' con il passaparola oppure attraverso il nostro sito di invitare le persone a segnalare quello che si ritiene essere un po' fuori da normale in fatto di ricerca, di studio, chi si è destinito nella musica, nello sport oppure in attività sociali. E quindi approfittiamo anche di questa occasione per invitare chiunque a contattare il nostro sito e quindi magari anche con un'email comunicare una segnalazione che può essere interessante, importante, che valuteremo e poi speriamo in una serata fra qualche mese di ritrovarci tutti e di portare un numero importante di queste
di queste eccellenze, soprattutto che sarebbe molto bello che riguardassero soprattutto i giovani che sono un po' trascurati in questo periodo, quindi portare un po' di positività in questo momento di grigiore, forse ce n'è bisogno. Abbiamo quindi conosciuto una nuova realtà, Imprenditori per Musile, e ringraziamo quindi tutti i presenti. Grazie.